di qua, Selvazzano, Albignasego, li tagliano tutti, non devo tagliarli io. Appunto. Ma siccome c'è uno che uccide così, perché si alza la mattina e le piace uccidere, Siccome tutti uccidiamo tutti. Tanto lo fanno gli altri. Esatto. Me l'ho detto una volta, dico, ma se cosa serve? Cosa significa questo? Certo. E adesso il delitto continua. Se avete una coscienza non tagliate questi alberi sani. La prego di non tagliare gli alberi. La prego, chiamate il sindaco, chi volete. Non tagliate gli alberi. Non tagliate gli alberi. È un massacro, è un omicidio. Non potete tagliare gli alberi. Non potete tagliare questi alberi. Non escola il cantiere. Aspetta un attimo, sta tranquillo, vieni, no, aspetta un attimo. Se avete un'umanità, se avete una coscienza, non tagliate gli alberi. Non tagliate gli alberi. Ma guarda, queste raise che ha dentro e che dà fastidio, se può correggere o no i dislivei che si ha? Quanto si spende per tagliare gli alberi, per ripiantarli e per poi fare quel lavoro che si può fare senza tagliare l'albero? Ma sai che non ho fatto prima se sei arrivato a questo punto, Paolo? Che avevamo detto 6 mesi che diciamo, se un anno che diciamo al sindaco, non vuol sentirne. L'albero non solo è vivo, ma sono piante sane e ci sono addirittura 4 perizie in procura. Posso dire che le prime 2, di cui una è a firma mia, dottoressa Lecis, dottore forestale, nonché consulente del tribunale, depositata alla procura di Padova nel 2012,